Ciao a tutti, buona giornata. Oggi facciamo gli spaghetti con la marcondella. Allora, gli ingredienti sono spaghetti, cipolla, marcondella, origano, timo, un po' di passata di pomodoro, aglio, sale e pepe, un po' di olio d'oliva e un bicchiere di vino rosso. Sempre quello. Allora, cominciamo subito. Allora, prima cosa tagliamo la cipolla. Ok, mettiamo un po' di olio d'oliva. Ok, lasciamo la cipolla a rosolare nell'olio, così. Nel frattempo prepariamo la nostra marcondella. La marcondella è un insaccato di frattaglie, praticamente all'interno, queste le faccio io, all'interno c'è fegato di maiale, una piccola parte, la milza, carne di maiale, un po' di grasso e il cuore. Quindi è un insaccato anche un piatto pesante, insomma, diciamo. Andiamo a sminozzarlo. È un insaccato che va usato fresco, al massimo 15 giorni dopo la produzione, va consumato. Andiamo a sminozzarlo, vediamo qua, così. Adesso mettiamo mettiamo uno spicchio d'aglio che poi andremo a togliere, lo lasciamo intero così riusciremo a capire dov'è e sarà facile tirarlo via. Ok, mettiamo nel soffritto. Adesso ci vorranno circa 4-5 minuti per fare il soffritto, ci aggiungiamo anche un po' di acqua perché non vada a bruciare la cipolla. Adesso aspettiamo 5 minuti. Eccoci qua, sono passati circa 5-6 minuti. Andiamo a togliere l'aglio che non ci serve più, lo buttiamo via. Adesso prendiamo la nostra marcondella, andiamo a metterla all'interno. Anche la marcondella troverete un sacco di varianti sugli ingredienti, alcuni mettono i polmoni dentro, anche altre parti del maiale che però io preferisco non mettere. Io la faccio così perché poi la mangio io, quindi la faccio come piace a me. Anche per il sugo troverete un sacco di varianti. La mischiamo bene bene. Vi do un consiglio, per spelarla, quando dovete togliere il budello all'inizio, se la marcondella è già stata stagionata una settimana, il budello sarà asciutto e secco e quando andrete a cercare di staccare la carne macinata dall'interno del budello vi si disferà tutto, no? Allora vi consiglio di mettere 5 minuti a mollo in acqua fredda le vostre marcondelle crude prima di andare a spelarle, che vi aiuterà molto nella procedura. Ok. Adesso andiamo a rosolare bene bene la carne. Allora, possiamo aggiungerci un po' di sale fino. State attenti a non esagerare con il sale perché l'insaccato quando viene fatto è già salato, quindi è già il suo sale. Andiamo ad aggiungere un po' di sale perché ci va, ma non senza esagerare. Allora, no, no. Allora, sale, un po' di pepe. Io ci metto un po' di paprika, eccolo qua, paprika dolce.
Questa è una cosa personale, non è che è necessaria. Noce moscata, poca, non esagerate, e un pochino di peperoncino. Se ce l'avete fresco meglio. Poco, se no Martino non li mangia. Andiamo la pasta è ideale per questo sugo, secondo me sono le tagliatelle all'uovo, però non le avevo e facciamo gli spaghetti. Ok, quando tutta la carne sarà ben rosolata, andiamo ad aggiungerci un bicchiere di vino rosso. Non tanto, non esagerate col vino perché non ce ne va molto, soprattutto per queste quantità io metto l'equivalente di mezzo bicchiere di vino, anche meno. Vino rosso. Così. Lo facciamo svinare un attimo e poi andremo ad aggiungere il pomodoro, la passata. Un attimo di pazienza. Nel frattempo possiamo mettere i nostri spaghetti. Vediamo l'ora, 54, ok. Mescolarli. Non devo farli andare sotto. L'acqua l'ho già salata in precedenza. Ok, quando non sentite più il sapore del vino potete aggiungere la passata di pomodoro. Non esagerate con la passata di pomodoro, altrimenti il vostro sugo saprà solo di pomodoro. Il pomodoro copre i sapori un po' troppo. Mescoliamo. Ora lo lasciamo cuocere per circa 8 minuti, si potrebbe lasciare anche un po' di più, però tra 8 minuti è pronta la pasta, quindi tra 8 minuti è pronto. E bene, ci vediamo tra 5 minuti allora. Eccoci qua, sono passati 6 minuti, il nostro sugo è praticamente pronto, l'ho già assaggiato. Adesso ti serve un'altra padella, perché è un po' troppo sugo per una porzione. Allora, un'altra padella, qua. Spegniamo questo fuoco. Riversiamo la quantità per una persona. Mettiamo circa 2 mestoli così. E questo lo mettiamo da parte. Così, mettiamo qua. Mettiamo da parte, riaccendiamo anche questo qua, che si scaldi la padella. Per la pasta manca un minuto, poi lo scoliamo. Nel frattempo prepariamo l'origano e il timo. Allora, l'origano, queste cose andiamo ad aggiungere sempre alla fine, perché altrimenti il profumo va a perdersi. Allora, un po' di origano, così. Un po' di timo, non tutto questo perché un po' lo usiamo per guarnizione. Il timo andiamo a tagliarlo a pezzettini piccoli. Ok. Bene, vediamo l'ora. Perfetto, la nostra pasta è pronta. Andiamo a scolarla. Vediamo se riesco senza ustionarmi. Allora, andiamo a scolarla. Mi raccomando, gli spaghetti sempre al dente e non spezzateli. Andiamo a versare
Spaghetti, una bella mescolata. Ok, qua ci siamo, vediamo a fuoco. Andiamo ad impiattarla. Gli spaghetti sempre 80-100 grammi a testa. Così. Adesso sistemiamo un po' il piatto. Così, così. Ok. Poi ci mettiamo un pochettino di sugo in centro. Così. Un po' di grana oppure di un formaggio, quello che vi piace di più, grattugiato a scaglie. Ok. Il timo che abbiamo lasciato da parte lo possiamo usare come guarnizione per il piatto. Io ci metto proprio una grattugiata di pepe leggerissima. Il piatto è pronto, spaghetti con la marcondella. Il vino che vi consiglio è un Cabernet Sauvignon. Salute e buon appetito a tutti!